Seconda puntata di Dimmi qualcosa in senese. Oggi siamo a Voltri, a Utri. Ho visto tante insegne di negozi scritte proprio in grafia ligure, però vogliamo scoprire se anche le persone, anche i voltresi, parlano il genovese come lo parlano. Andiamo. Troveremo qualcuno? Stiamo facendo un esperimento sociale, vedere se troviamo qualcuno che ci dice qualcosa in senese. Tu sai qualcosa in senese? No. Niente? Chi se parla senese? Lì se parliamo senese. Siamo tutti senesi. Siamo tutti Bene fabbrica in televisione. Se ti veux. Se ti veux. Chi se dice se ti veux? Chi ti se ti veux a oltre? Se ti veux, siamo proprio senesi antichi. Noi siamo senesi antichi perché non ci vuole che è pappagallo. Se ti mi dici qualcosa in senese, del reggae hai risposto. Grazie. Lì. La visto come scrivono grazie a senese. E dunque, mi ho fatto questo esperimento qui anche per dimostrare a Bampi, ti sai quelli che parlano in televisione. Io ho fatto sempre per il mio canale. Per esempio, che chiamo delle parole che oramai sono sparite, Shimuea, Terrion, tutto, Urian, quello di Urian grosso, Shimuea. Cosa vuol dire? Ma sentia? Già grossa. Ma Shimuea è proprio una parola che non l'ho mai già sentita. Mi pensato del municipio lì, in Sciacciasso del municipio? Vedi che qualche lì Te ne troviamo. non te come bete beage perché dietro è domani sono un po' di Non lo è come Bete Beage, già. d'ufficio ma Non che Allora andiamo da municipio. Chi che chiesa per cantare, chi ranghesa per ballare. Ma cosa vuol dire precisamente chi che Chi chiesa? che chiesa, chi tartaglia. Tartaglia. Bella Se uno questa. che tartaglia canta, non tartaglia più. E chi ranghesa che dopo, quando balla, prende il passo e non si vede neanche che è. Bellissima questa qua, veramente bella. Chi che chiesa per cantare, chi ranghesa per ballare. È inutile fare discorsi, bisogna fare dei fatti, i discorsi non servono più, non sapete troppo. In effetti, gli altri siamo chi ha fa di fatti. Bisogna pigiarli e appenderli tutti lì, quelli là, tutti. Fare dei fatti e levarli quella rumenta lì dalla dentro e non se ne va mai. Che voleva dire? Sul Molo 9 ci sono 9 navi nuove, la più nuova delle 9 navi nuove non vuole andare. E dove l'hai imparata questa qui? Fin da bambino. Sì. Come me poi parlavo. Ma te proprio chi de Utri ti è? Io sono dei ultimi. 50 anni che stavo qui. Ma è figge a gente o parla un po'? No, che non parla manco italiano che è un po'. Ti dici? In inglese. In inglese cosa sai dire? Hello. Bravo, that's so good. Però anche in genovese bisogna impararlo un po', eh? No. Come no? Red? Red cosa vuol dire? Red, rosso. Giusto. In genovese si dice russu. Rosso. Io ieri mi sono fatta male alla gamba. Ma che c'entra? Siamo dei utili che stiamo bene. Ma la gente è simpatica? Senz'altro. Io praticamente non sono manco a proposito di Eh sì? Mi sono dell'entroterra. Di dove? Mi sono del Campomont. Campo Marrone. Lunga sono un po'. Voi amici da Campo. Sì, magari hai conosciuto. Che dimo come diva Marzano. A te da parlare, a te siamo in Tremio, Bergamo e Bologna. E noi stranieri non parliamo gelè. Però magari si può imparare un po'. Qualche parola sì, ma sempre parole quelle capito come. Quello è un po' così. Ho capito. Vengo da ex Jugoslavia. Ja volim rakiju. Rakiju. Mi piace La racchia. grappa. Per scommessa, il primo che parla genovese paga bene. Mi ricordo che c'era Renzo Utripà, quello che c'era la tripperia lì, che partiva in italiano, poi tac. Pagava sempre da bere. Poi sì. Andiamo a vedere queste signore qui, ne dicono qualcosa. Usenese che si parla utile come quello di Sena, la differenza? Certo, qualcuno è presente. Differente. No, la desena. Ecco, cosa fanno da mangiare? Ministro, a Faina. A Pasqualinga? Più gassa de Utra le nominata da tutte le parti. È vero, è famosa. Bene mia, è così, da fronte al comune proprio, c'è una piazza. Ci sono i signori. Ci sono dei signori che parlano solo genovese, alle volte sto con loro
Ma divertenti. Cosa che mi diceva il mio ex capo tanti anni fa, Tirun torna a Meridione. A te ti Sì. diceva così, ma dai. Era per lo scherzo. Sì, vabbè. Che siamo? Bravo. E andiamo, come si dice? Andiamo. Parlo in senese però non so. E come ha fatto a imparare il genovese così bene? Sono venuta qua a 12 anni. Sono Ah. 88. Ma lei è una figetta. Magari, Oh. magari. Guarda una figgetta, in figge gravito 5. Non è a Reggio Calabria. Io andavo a Reggio Ivi a 7 anni. Il padrone mi dava qualcosa, 20 lire. Allora io con 20 lire davo a mia mamma per comprare il pane. E alle a due, Alle a due. Alle a due, ma due a due. Però che l'è fetta. Ho fatto un po' una festa qua. Bravo, comunque lei quando viene a scuola da me, da me, non dalle altre parti, Ma te ne hai finito in trasmissione da Bambi, non avevo di che ti parli. ma storpio poi o mi pigia per oegge, o mi tira per oegge, o mi dice di tutto. Cos'è tu stai? L'imbuto! Doveva essere interrogato di francese. Gli hanno detto, guarda, come il genovese. Allora, 2, 3. Ma che sono cinesi? Parla senese. Vabbè. Senese lì, sì. Beh, là, sai che vado a intervistarli. Beh, poi mi dica gente che parla senese a Utri, che ne. E ci sono anche dei grandi personaggi. Se volete sostenere queste iniziative, questi progetti, trovate tutte le informazioni in descrizione a questo video. E ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo quartiere. Ho fatto un po' una festa qua.